Amici di Sportissimi, ci siamo, è arrivato il momento della finale, dell'ultimo atto di questo primo Memorial Carmelo Buongiorno in palio, il titolo degli allievi regionali, e di fronte ci sono l'Accademia Trapani di mister Burgarella e il Gonzaga di mister Inzerillo, due squadre che hanno chiuso al secondo posto i rispettivi gironi, ma che adesso si trovano qui dopo un cammino che dura ormai da ieri mattina a caccia del titolo, a caccia del trofeo e dell'inserimento del proprio nome insieme a quello del Palermo, che è campione dei giovanissimi, nell'albo d'oro di questa prima edizione del Memorial, dedicato ad uno dei personaggi di punta nell'ultimo quarto di secolo del calcio giovanile palermitano e non solo. Le squadre sono pronte ormai in campo per l'inizio della partita. Accademia Trapani in tenuta scura, mentre è verde la maglia del Gonzaga, che gioca con calzoncini e calzettoni bianchi. Il primo pallone affidato alla formazione guidata da mister Giuseppe Burgarella. E dunque siamo pronti per vedere chi alzerà al cielo di Terrasini il trofeo. Fischia il direttore di gara, è iniziata la finale tra Accademia Trapani e Gonzaga. Il pallone è gestito subito dalla squadra in maglia scura con Oddo che lancia in profondità, c'è il movimento di Amoroso, non riesce a proseguire l'azione dopo l'aggancio il numero 9 della squadra trapanese, e dunque primo possesso anche per il Gonzaga. Profeta, palla lunga a cercare Alesso, il controllo, poi arriva Rizzo su di lui, palla persa dal numero 8, poi Giambona, serie di finte, ancora Rizzo a rimediare al suo stesso errore e prova ad avanzare. La sponda di Amoroso, poi arriva Sparacino, secondo l'arbitro non ha subito fallo il numero 11, poi si continua a giocare con Kulcasi, alla fine decide Spallino con la palla buttata via. Alesso, il contrasto con Di Vita, il fallo di Di Vita, il calcio di punizione in favore della squadra allenata da Casimiro Inzerillo. Cammino tortuoso per entrambe le squadre, l'abbiamo visto ieri con il Gonzaga che è arrivato secondo nel girone A, quello giocato al Giovanni Aloisio di Misilmeri. E poi la semifinale vinta contro il Costa Caglià del Cammocchio, a questo calcio di punizione, cassata dentro, la palla smanacciata da Castelli, poi il tentativo di Giambona sul fondo, 1 minuto e 50, subito un brivido per l'Accademia, mentre a terra Di Vita. E a proposito dell'Accademia Trapani, una qualificazione in semifinale è rimasta in bilico fino all'ultima partita, quella persa contro proprio il Costa Caglià del Cam, con il rischio di farsi sorpassare proprio sul filo di lana dal Renzolo Piccolo. Rischio scampato solamente per un gol, tanta è stata la distanza in differenza reti tra i trapanesi e quella che potremmo definire squadra di casa, visto che è a Terrasini che si gioca. Poi una finale con tanto equilibrio, poche emozioni contro la Fortitudo Bagheria e l'acuto finale ai calci di rigore. Torniamo in cronaca con Profeta che sbaglia, Di Vita recupera, voltaggio, sventaglia, bella palla questa per Amoroso che la insegue, la tiene in campo, cerca anche di autolanciarsi nel duello con Spallino che lo chiude in fallo laterale. La rimessa per Ederi, Oddo
cross ribattuto d'acqua viva, poi la gira in avanti Giambona, di testa vola Di Vita, arriva poi Sutera ad alimentare l'azione, palla in avanti per Alesso che cerca di liberarsi di Vita, difende bene il numero 5 dell'Accademia che poi tocca il pallone da dietro. Di Vita sta giocando una fase finale, più in generale un torneo veramente di altissimo livello. Intanto occhio alla ripartenza, Amoroso, il cross col sinistro, Gambina non arriva, Cassata la fa scorrere e fa male perché c'è Rizzo alle sue spalle. Oddo dribbla Giambona, Amoroso rientra in tempo da fuorigioco, prova a puntare Cannella, ancora Amoroso sul fondo, altro cross e Lorello un po' incerto la mette in calcio d'angolo. È Amoroso a battere dalla bandierina, pallone che spiove nel cuore dell'area, Lorello la chiama, non la prende, poi la girata di Scaduto sopra la traversa, ancora un'indecisione qui di Lorello con la palla che scorre, ma Scaduto non lo punisce dopo quasi 5 minuti all'inizio di questa finale. Alesso, ancora Di Vita, regolare anche questa volta. Oddo, l'avanzata di Oddo in percussione sulla fascia destra, chiude Profeta, fallo laterale in favore di un'Accademia Trapani che ha iniziato bene anche questa finale. Tocco arretrato sbagliato da parte di Oddo, poi torna in possesso il Gonzaga con Di Giovanni. Di Vita mette fuori sicuramente stilisticamente non bellissimo da vedere, ma tremendamente efficace, come in questo caso anche su Alesso, le sta prendendo letteralmente tutte. Poi ancora chiusura su Alesso da parte di Voltaggio, altra rimessa per Sutera. Alesso sempre inseguito da Di Vita, propone il cross, allontana in qualche modo Ederi, poi ancora pallone messo fuori, scodella Scaduto, la giocata a spalle alla porta di Gambina contro Profeta che gliela sposta e gliela mette in fallo laterale. La rimessa di Scaduto che ha avuto quella che fin qui è senza dubbio la palla più importante, la palla gol più importante del primo tempo, quasi 2 minuti fa ormai. La battuta della rimessa da parte di Spallino, poi Amoroso lotta e recupera palla, riesce a passare, poi l'entrata di Giambona è fallosa ai danni di Sparacino, punizione per l'Accademia Trapani, che ricordo ancora una volta tra le 4 squadre approdate alla fase finale è l'unica che ha una società, diciamo, di calcio per adulti, per così dire, che milita in un campionato dilettantistico, gioca in promozione, la squadra trapanese, la seconda squadra della città. Intanto buon recupero palla da parte di Cassata, che riceve anche la sponda di Alesso, chiude Culcasi. Voltaggio, poi Oddo si libera male del pallone, Gonzaga che fa parte del complesso del CEI. Mentre nella finale terzo e quarto posto che abbiamo appena visto siamo affrontate probabilmente due tra le realtà della costa
settentrionale della Sicilia che stanno svolgendo un grande lavoro a livello di settore giovanile, come il Costa Gaiada e la Fortitudo Bagheria. Ora però concentriamoci su questa finale con il calcio di punizione battuto dal numero 8 Acquaviva, poi sbaglia Profeta, uno dei primi errori della giornata per lui. Qui perde palla Voltaggio, Acquaviva, avanzata del numero 8 che arriva al limite, tocco per Di Giovanni sul fondo, mette al centro il pallone, lo mette però male. Si riparte col rinvio dal fondo, c'è Castelli, la inizia lui questa finale. Si è sempre alternato un tempo a testa con Bevilacqua, che è il titolare, o quantomeno è il numero 1 sulla schiena. Intanto fallo laterale per scaduto. Rizzo la gira su Gambina, poi Oddo, Ederi, esce male in questo caso Cannella, poi la palla per Amoroso che riesce a passare in mezzo a due, chiude però Spallino, ancora però Accademia in possesso. Voltaggio pronta alla porta, cerca il dribbling però capisce tutto Cassata, e allora Di Giovanni anche lui sbaglia. Voltaggio guarda la porta, la cerca, Lorello non ha problemi per bloccare la conclusione del 10. Spallini fermato da Amoroso che gli porta via palla, subisce anche fallo, e allora occhio a questo calcio di punizione per l'Accademia Trapani, una specie davvero a pochi passi, a pochi metri dalla linea dell'area di rigore. Ha rischiato qui Spallino. E dunque calcio di punizione per l'Accademia, con la palla che passa rasoterra, viene allontanata dalla difesa del Gonzaga. Ancora attacco vivo però con Gambina che ci prova, arriva a respingere Giambona, poi Oddo, serie di finte e la mette in calcio d'angolo Cannella. Insiste dunque la squadra trapanese alla ricerca del gol del vantaggio, con Oddo che va dalla bandierina, arriva anche Di Vita che reclama il pallone, lo vedete gesticolare in maniera abbastanza evidente. La palla sul secondo palo, Lorello, l'arbitro questa volta premia il portiere del Gonzaga. Profeta, Sutera, rischia qualcosa Sutera sull'attacco di Rizzo, segna comunque un fallo laterale. La battuta poi Alesso, contrastato da Di Vita, questa volta gioco facile. Oddo, palla per Rizzo, scarico su Voltaggio, poi ancora l'alto basso che premia nuovamente Rizzo. Voltaggio resiste alla carica di Cassata, poi cerca lo scambio con Gambina, tiene il pallone in campo, lo mette al centro, poi serie di tocchi, attenzione al tiro da parte di Sparacino, con Lorello che blocca, è rimasto a terra Profeta.
colpito involontariamente dalla pallonata di Acquaviva. Si è rialzato il numero 5 del Gonzaga. Lorello che va alla battuta con i piedi. Viene Oddo, poi Acquaviva fermato dall'ottimo intervento ancora da parte di Oddo, che gioca in avanti su Gambina. Nuovamente Oddo. Oddo ha visto il movimento di Amoroso, ha provato a premiarlo con un lancio fuori misura e alla fine lascia scorrere Spallino. Conan, troppo lungo per Alessio, interviene Culcasi di testa, poi Cassata, fermato senza fallo da Oddo, può avanzare Rizzo. Sparacino, il sinistro deviato, blocca Lorello. Ci avviciniamo allo scadere del quarto d'ora. La battuta lunga di Profeta, colpo di testa di Scaduto, poi Voltaggio. Voltaggio fermato, poi non riesce Giambona a rigiocarla, allora ancora Voltaggio. Qui rischia qualcosa Ederi, poi allontana Culcasi. Acquaviva a vuoto, Conan no. Poi ancora Voltaggio di testa a svettare su tutti. Amoroso, Oddo apre a sinistra per Ederi, affrontato senza fallo da Cannella, poi recupera ancora palla, il solito Voltaggio che sta cercando di imporre il suo dominio sulla partita. Amoroso fermato, poi subentra Ederi, si lotta su ogni pallone. Sparacino con il cross di sinistro, l'area però è vuota, o quantomeno priva di maglie nere, e allora buon gioco ancora la difesa del Gonzaga. Sta cercando di fare la partita la formazione guidata da mister Burgarella, che però per il momento non ha trovato i varchi giusti. Qui Giambona fermato da Oddo, che vede Lorello fuori dai pali, prova a beffarlo, ma c'era troppa distanza, soprattutto non era poi così lontano dai pali il numero 1 del Gonzaga. Profeta, passaggio intercettato, allora Gambina si può involare, ma Lorello c'è. Cassata, pressato da Rizzo, trova la respinta di Amoroso, poi ancora il capitano del Gonzaga che cerca di passare, ricomincia da Spallino. Giambona fermato ancora da Voltaggio che sta vincendo il duello. Giambona però può ritrovare il pallone, affrontato da Scaduto, e allora c'è Amoroso in possesso, passa centralmente da Voltaggio che non arriva, fallo su Giambona, calcio di punizione. Acquaviva ricomincia da Profeta, poi ritrova il pallone dopo il passaggio di Cassata. Conan al lancio lungo, la sponda di Alesso che colpisce ancora una volta di vita, bravo però Alesso sulla scivolata. Poi Di Giovanni, passa in mezzo a due, Di Giovanni ci prova col destro, conclusione velenosa ma comunque imprecisa. Tutto il tempo di far scorrere il pallone qui Castelli. Culcasi, palla per Amoroso che cerca di passare in mezzo a due, ancora Amoroso, resiste alla carica di Acquaviva, sempre Amoroso. Occhio a Voltaggio, il destro da dimenticare di Voltaggio. Scelte societarie. Sì, anche adesso infatti ora devono fare la finale loro, la di nuovo, bus sul cantiere. Un torneo pubblico.
Si riparte dal fondo con Lorello. Batte Lorello. La palla per Alesso. Interviene Oddo. Poi ancora Di Giovanni contrastato. Rimessa per il Gonzaga con Sutera. Alesso, spalle alla porta, prova a girarsi in mezzo a due, lo affronta, scaduto. Altra rimessa per la squadra in maglia verde. Sutera per Cassata, prova a girarsi Di Giovanni, fermato, poi Acquaviva, la controlla, viene steso da Sparacino, calcio di punizione. Sul pallone c'è Acquaviva, ne mette 4 in barriera Castelli. Allora calcio di punizione, parte Acquaviva, la palla si impenna. Amoroso, ultimi 5 del primo tempo. La palla recuperata da Cannella, colpo di testa di Sparacino, poi ancora Spallino che deve allontanare, mette il pallone oltre la linea laterale. La rimessa per il Gonzaga, allontana Ederi, altro fallo laterale, giusto un paio di metri più avanti. Altra battuta di Spallino, altro colpo di testa, sempre Ederi, si riparte sempre da quel punto. Controllo spalla alla porta di Alesso, poi Cannella col tiro debole, palla deviata, calcio d'angolo. La battuta dalla bandierina, colpo di testa da parte di Giambona. Si arrampica Castelli per andare a prendere il pallone. Poi Amoroso, che da solo contro due va Amoroso, lo chiude Spallino. Squadre evidentemente stanche comunque. Si cerca di tenere il pallone Ederi e ci riesce. Il tocco per il cross, voltaggio di testa, stacca bene, non riesce però a dare potenza. E Lorello che può rimettere in gioco il pallone, 2,5 allo scadere dei 25. Colpo di testa di Giambona dalle parti di Giovanni che cerca di liberarsi ma scaduto e bravo. Poi ancora Di Giovanni fermato, rimessa per l'Accademia Trapani. Sparacino fermato da Cassata, poi Sutera rischia di perderla, ci vuole un ottimo intervento da parte di Profeta, poi il tiro di Gambina di poco alto.
Il rilancio da parte di Profeta, poi Alesso, scambio aereo con Di Giovanni, chiude Di Vita che prova a lanciare, respinge ancora Alesso, è più veloce Alesso che taglia la strada a Di Vita, l'entrata fallosa, cartellino giallo. Giusto il provvedimento nei confronti di Di Vita, che ha perso uno dei primi duelli dall'inizio della gara. E quando manca un minuto alla fine del primo tempo c'è questo calcio di punizione molto interessante per il Gonzaga. Sul pallone c'è Cassato, se ne va anche Di Giovanni. C'è il fischio dell'arbitro. Parte Cassata, pallone sul secondo palo, colpo di testa del solito Di Vita. Poi Colcasi non riesce ad evitare il fallo laterale, quindi potrebbe chiudere in attacco questo primo tempo il Gonzaga. Mancano 15 secondi allo scadere del 25esimo. Battuta verso l'area, colpo di testa all'indietro di Amoroso, poi Di Vita in calcio d'angolo. C'è il calcio d'angolo con la palla che spiova in area, colpo di testa, poi attenzione al salvataggio di Castelli su Giambona e si chiude col brivido questo primo tempo della finale 0-0 tra Accademia Trapani e Gonzaga, con forse questa la palla gol più ghiotta del primo tempo, dopo quella avuta da scaduto dall'altra parte dopo 4 minuti. In ogni caso, appuntamento alla ripresa, si decide lì destino di questo Memorial Carmelo Bongiorno.
Tornano in campo Accademia Trapani e Gonzaga per gli ultimi 25 minuti. Comunque vada di questo Memorial, Carmelo Bongiorno, da scoprire solo le modalità con cui si concluderà questo Memorial, se entro i 50 o se serviranno i calci di rigore, come è già successo all'Accademia, per superare la Fortitudo, come non è ancora accaduto invece al Gonzaga, che grazie a un grande secondo tempo ha avuto la meglio sul Costa Gaia del Cam nella prima, anzi nella seconda semifinale. Intanto c'è subito un calcio di punizione, c'è stato un cambio nell'Accademia Trapani, è entrato Tipa, come stiamo vedendo, maglia numero 20 per lui. Tanto attenzione subito a questa palla che viaggia sulla destra con il cross di Cannella respinto, calcio d'angolo, è entrato Tipa ed è uscito Sparacino. Fabio, tu non chiamarmi più. Calcio d'angolo che verrà effettuato da Cassata, dal capitano. Palla in mezzo, colpo di testa a metter fuori, poi ancora Cassata che fa avvicinare il pallone, poi da fermo prova ad attaccare un avversario, vince il rimpallo, ancora Cassata, lo cross di Mancina, interviene Oddo e poi Ederi allontana sui piedi di Di Giovanni, vediamo cosa riesce ad inventare Acquaviva, poi l'inserimento di Giambona, conclusione fuori, si riparte dal fondo. Stanno mancando un po' al Gonzaga le giocate da parte di Di Giovanni, che è stato decisivo per stendere il Costa Gaia del Cam in semifinale con una grande doppietta. Tanto controlla Tipa che è indisturbata e può girare, palla lunga per Amoroso, non vuole rischiare e mette in fallo laterale Spallino. La rimessa di Ederi, arriva Tipa a prendere il pallone, prova a girarsi e ci riesce. Ancora Tipa che prova a puntare Cassata che lo ferma, arriva Oddo sulla ribattuta, Oddo al limite, riesce ad entrare in area, lo ferma Conan, calcio di rigore, calcio di rigore per l'Accademia Trapani, fallo di Conan su Oddo e opportunità dagli 11 metri per la squadra di mister Burgarella, che ha la grande chance di sbloccare questa finale. Sulla palla si è portato proprio Oddo, c'è il fischio dell'arbitro, parte Oddo con il destro, spiazzato Lorello, vantaggio Accademia Trapani, segna Mauro Oddo che si conquista e trasforma il calcio di rigore. Tre minuti e mezzo dall'inizio della ripresa, è già cambiato il punteggio e adesso la bilancia pende dalla parte dei trapanesi. Vedremo se ci sarà e come verrà fuori la reazione del Gonzaga. Conan, palla lunga, adesso anticipato da Culcasi, grande scelta di tempo del numero 6. Poi palla in avanti, intercetta tutto Spallino, nuovamente Culcasi a sporcare, poi arriva Ederi, poi si lotta Amoroso, Tipa in posizione regolare, prova ad andare sulla sinistra, evita l'intervento di Cannella, poi Cassata a completare il recupero palla. Acquaviva, l'intervento di Voltaggio ai danni di Alesso, tutto ok per l'arbitro, Voltaggio per Tipa, se la sposta, serie di finte, poi saltato anche Conan. Tocco per Voltaggio, tiro, ribattuto.
Oddo la fa scendere, calcia con il destro, palla fuori. E ancora a terra intanto Alesso. Si è fatto male qui Alesso, arrivata la panchina del Gonzaga a prendersene cura. Si è rialzato Francesco Alesso. Intanto prepara anche un cambio con l'ingresso di La Torre. Il Gonzaga dovrebbe uscire proprio Alesso, così è, con La Torre che si va a piazzare in posizione di punta centrale e con Lorello che è pronto a effettuare il rinvio da fondo. Tocco corto dei due centrali, Profeta e Conan. Sbaglia Conan. Sicuramente meglio in semifinale che in finale, al di là di quello che è stato l'errore che al momento è decisivo, quello del fallo da rigore su Oddo, che qui se ne va sulla sinistra. Ancora Oddo, se ne va, mette in mezzo, allontana Profeta, poi al volo Rizzo! Il 2-0 dell'Accademia Trapani e segna l'altro centrocampista centrale, segna anche Rizzo, ma ancora una volta Oddo a prendere la scena con la giocata sulla linea di fondo e poi sulla respinta. Il tapin vincente è di Rizzo per il 2-0. E la Coppa prende sempre di più la via che porta a Trapani, anche se mancano ancora 18 minuti, ma l'Accademia fin qui ha dimostrato grande solidità. Accademia che nelle ultime partite giocate ha subito un gol sugli sviluppi di una palla inattiva contro il Renzolo Piccolo nel secondo incontro del girone, poi in una partita che aveva comunque poco valore ha gestito, ha per carità subito 2 gol, ma comunque non ha subito così tanto dai propri avversari, ovvero dalla Costa Gaiata. Il Cam oggi fin qui con un'ottantina di minuti sulle gambe, prova difensiva di altissimo livello da parte della squadra di mister Bulgarella, che qui si deve difendere ancora. Da qua vive il tiro, palla fuori, e questo quello che rende ancora più preziosa e pregiata la prova difensiva dell'Academy, ovvero il fatto che il Gonzaga ci provi esclusivamente con conclusioni dalla distanza. Intanto spazio per Hossain proprio nella formazione di mister Inzerillo. Uscita dal campo di Giambona. Profeta, la palla giocata in avanti, Sutera riceve da Di Giovanni, qui la trattenuta, da parte di Scaduto, che si prende il cartellino giallo. Doppio giallo, Sutera e Scaduto sul tappino dell'arbitro. Qui anche mister Bulgarella che ha fatto da pacere, o quantomeno ha diviso i due contendenti. In ogni caso doppia ammonizione, una parte dall'altra.
macello per i due terzini di rimpettai, ossia Sutera e Scaduto. Punizione che arriva in area, il colpo di testa che non arriva da parte di La Torre, che forse aveva anche spinto sul centrale avversario, su Di Vita. Batte lungo Scaduto, cerca Tipa, lo trova, grande aggancio qui di Tipa, poi voltaggio, va giù due volte, poi Tipa, la meglio su Sutera, cerca di allungare la falcata, Sutera è scivolata, la mette fuori, poi Profeta per Hossain, prosegue il viaggio del pallone tra i piedi ai giocatori del Gonzaga. Oddo capisce tutto sul tocco di Giovanni, ancora Oddo sul fondo, contrastato da Sutera, tocca a lui per ultimo, grande protagonista della partita, mentre è pronto Di Giorgio nel Gonzaga. Qui Oddo alla meglio anche su Conan nel duello aereo. Voltaggio, Scaduto, il cross che diventa un tiro e Lorello deve volare all'indietro per togliere il pallone dall'incrocio e poi calcio d'angolo. C'è l'ingresso di Giorgio, esce Cannella. La battuta dalla bandierina, colpo di testa di Voltaggio che poi deve inseguire il pallone, non riesce a tenerlo in campo, sarà rinvio dal fondo per Lorello. Gioca dalle retrovie Profeta per il Gonzaga, siamo a metà del secondo tempo, ultimissime chance per gli uomini di Inzerillo per riaprire la partita. Conan sbaglia però. Con le mani Scaduto, interviene Profeta, palla in fallo laterale. Spazza via Profeta qui. Scaduto, palla in avanti, c'è Tipa che triangola con Voltaggio, poi la palla scodellata in mezzo, allontana Di Giorgio, poi Acquaviva, mangiato letteralmente da Oddo. La conclusione poi tentata da Gambina, improvviso il tiro del numero 7. Tanto cambia il Gonzaga, esce è uscito il capitano Cassata, è entrato Meli, maglia numero 17. Il capitano è diventato Profeta. Ultimi 11 minuti più eventuale recupero. Continua a reggere il fortino dell'Accademia, che qui si deve difendere da Hossain. Hossain sfida Voltaggio, resiste il 19 che si è però trascinato il pallone oltre la linea laterale. Rimessa di Scaduto, ancora una volta molto lunga, Tipa prolunga, poi non riesce Gambina a tenere la palla in campo.
si alza questo campanile Spallino. La palla però arriva dalle parti di Bevilacqua, che è entrato in campo come sempre è accaduto in queste 5 partite, staffetta costante tra Bevilacqua e Castelli. Intanto Tipa scucchiaia verso Amoroso che la fa scendere, c'è la chiusura, poi ancora costretto a spazzar via Spallino. Voltaggio, controlla, sta controllando l'operazione in mezzo al campo il 10. Conan spinto da Amoroso, calcio di punizione da ripetere. Conan, Spallino pressato da Amoroso, c'è un cambio per parte, esce Sutera ed entra Costanza, gioca il tutto per tutto adesso mister Inzerillo. C'è un cambio anche dall'altra parte, sta per entrare con la maglia numero 17 Carpitella. Entrerà alla prossima interruzione. Qui intanto Costanza lotta insieme ad Acquaviva, Fulcasi sporca il pallone e poi la scivolata del solito Oddo. Oddo che prende la fascia da Amoroso, perché sarà proprio il numero 9 a lasciare il posto a Carpitella. Rimessa per il Gonzaga con Spallino, l'entrata in ritardo di Voltaggio. Calcio di punizione mancano poco meno di 8 minuti alla fine della gara. Potrebbe essere questa una delle ultime chance per il Gonzaga per riaprire i giochi. C'è la battuta con la palla che decolla verso l'area, la fa uscire di vita, almeno sì, è riuscita a farlo uscire di vita, poi inutile il tentativo da parte di Costanza. Fulcasi, la palla per Tipa che viene molto basso a prendere il pallone. Lancio da parte di Voltaggio, c'è la corsa poi di Carpitella, poi Tipa prova a dribblare, ci riesce, saltato nettamente Spallino che poi torna su di lui e aiuta nell'uscita Lorello. Voltaggio, poi Oddo scucchiaia, conclusione col mancino da parte di Ederi, forse in fuorigioco, non secondo l'arbitro. Lorello blocca Di Giovanni, letteralmente braccato dai suoi avversari. Oggi in questa finale non è riuscito a ripetere quanto di buono fatto in semifinale. Conan, Meli cerca la palla dall'altra parte, un'idea pessima, eseguita anche peggio, poi rimedia al suo stesso errore, ma la palla ce l'ha ancora l'Accademia con Fulcasi. Carpitella, alleggerimento non facile da gestire, qui Di Vita si complica la situazione, va a duellare con Costanza che gli porta via palla. Costanza in area, la sterzata, Costanza non riesce
nella giocata finale, che poteva essere un tiro, poteva essere un assist per la Torre. Attenzione allora alla ripartenza. Poi diciamo che la palla non mi è stata più. Lancio in avanti, colpo di testa di Spallino, non perfetto. Lorello si fionda sul pallone, lo blocca. Ultimi 5 minuti di questa finale, più eventuale recupero. Ultimissimi assalti tentati dal Gonzaga. Qui con Costanza che non fa bene la sponda. Tipa fermato, arriva voltaggio e scivolata con le ultime energie rimaste. Tipa lotta, pallone poi per Gambina, braccato da Profeta. Allora Oddo può avanzare, break, ingresso in area, fallo e cartellino giallo per Spallino, che ha negato di fatto a Oddo la possibilità di lanciarsi verso la porta. Kevin, un giocatore con poco, un giocatore di personalità. È di personalità. Calcio di punizione dunque, 4 in barriera per Lorello. C'è Tipa che può andare a calciare, intanto cambi, ma li vedremo più avanti. Sicuramente è uscito Acquaviva nel Gonzaga. È uscito Acquaviva nel Gonzaga, dall'altra parte fuori Gambina, dentro il numero 18 Monreale. D'altra parte è entrato Baudo al posto di Acquaviva, ma occhio a questa punizione. Parte Tipa che la barriera la scavalca, ma scavalca anche la traversa. Allora si riparte dal fondo. Con l'ingresso anche di Mensah al posto di Giovanni, anzi Di Giovanni è qui che prova a puntare. Di Giovanni, la palla sul destro, tocco per Costanza che fa il velo, attenzione a Di Giorgio che mette al centro, allontana Di Vita in spaccata, l'attacco è ancora vivo però per il Gonzaga, colpisce Rizzo, fallo laterale, ci prova in questo rush finale la squadra di Zerillo con la rimessa di Mensah. Hossain, poi c'è il tocco per Meli, è uscito Conan veramente a trazione anteriore. Adesso il Gonzaga che attacca con Mensah, vince il rimpallo, ancora Mensah che prova ad andare sul fondo, Mensah riesce a mettere al centro, ancora Di Vita, poi voltaggio, ma sempre Gonzaga che ci prova. Hossain, il cross, palla che rimbalza avanti a Ederi, poi Di Giovanni si libera, ancora Di Giovanni, se ne va sul fondo e difende benissimo il primo palo. Bevilacqua, calcio d'angolo. Ci sta provando il Gonzaga a riaprire la gara, 1 minuto e mezzo alla fine. Battuto il calcio d'angolo corto, Di Giovanni sbaglia tutto. Può andare dal fondo Bevilacqua, ancora cambi però per l'Accademia. Con l'uscita di voltaggio. Ingresso di Pulmone. Ingresso anche con la maglia numero 19 di Nicolò Bevilacqua, quindi sono 2 i Bevilacqua in campo in questo finale. 30 secondi al 50°.
sensazione è che la reazione del Gonzaga si sia ormai esaurita qui. Mancano soltanto gli ultimi istanti prima del triplice fischio. Intanto c'è un fallo commesso da Monreale. Avanza qui Spallino, il cross allontana Di Vita, scaduto il 50esimo, l'arbitro lascia giocare Hossain. La palla giocata poi sulla destra da Spallino, fermato da Tipa, fallo laterale per il Gonzaga. Altra rimessa per la squadra in maglia verde che vuole quantomeno chiudere in avanti. Colpo di testa di Vita, poi quello di Meli. Attenzione al tentativo dalla distanza, qui non perfetto, Bevilacqua, il gol di La Torre. Sta scadendo il primo minuto di recupero e si potrebbe clamorosamente riaprire la partita. Gol di La Torre, qui Bevilacqua non esaltante, però vedremo quanto tempo manca alla fine. Direttore di gara che fa riprendere il gioco, 1:20 oltre il 50esimo e Gonzaga che adesso va all'assalto. Palla giocata in avanti da Nicolò Bevilacqua. Hossain non bene, Carpitella resiste ad una carica, ancora Carpitella al limite, il tiro, Lorello non blocca e poi si supera sul tentativo di Monreale e tiene ancora a galla i suoi, poi sbaglia La Torre. Questa potrebbe essere la giocata che fa scorrere i titoli di coda sulla partita, perché l'Accademia Trapani ha il pallone a disposizione, soprattutto nella metà campo avversaria, scaduto il secondo minuto di recupero. Carpitella, cross deviato da Profeta, calcio d'angolo e tempo che scorre, tempo che se ne va per il Gonzaga. Nell'angolo battuto ovviamente vicino alla bandierina, con Oddo che si gira, resiste Carpitella, poi alza questo strano campanile Rizzo, c'è il tentativo di inserimento ancora di Carpitella, di testa Hossain, poi di Giorgio, di Giovanni, prova ad andare in velocità di Giovanni, lo aspetta lì, Culcasi che allontana, poi colpo di testa, interviene Spallino che non la tiene in campo, ma per l'arbitro la rimessa è verde. E allora Spallino con le mani, colpo di testa, l'intervento di Oddo, poi prova l'inserimento Mensah, lo scontro col portiere, c'è il fallo di Mensah su Bevilacqua. Si è rialzato Bevilacqua, c'è il calcio di punizione, battuto in avanti più lontano possibile da scaduto, colpo di testa, poi via in avanti Meli, Mensah, Meli in avanti, c'è la respinta, poi ancora pallone scaricato indietro, occhio a questo errore abbastanza grave da parte di Spallino, se non altro perché perde palla quando la squadra doveva cercare di avanzare. Va a recuperare il pallone Meli e adesso sì, l'arbitro fischia, è finita la partita, è finito il Memorial Carmelo Bongiorno ed è l'Accademia Trapani a vincere il titolo riservato agli allievi regionali, battuta in finale
una squadra maidoma come il Gonzaga, punteggio di 2-1 e festa per la squadra di mister Burgarella. Tra pochi secondi, ricordo, sulla pagina Facebook di Sportissimi la premiazione integrale. Poi restate con noi, ci vediamo tra pochi secondi.